Grapoli va a canestro. Dal 30 aprile al 2 maggio a Cormons si spazierà dal calcio al basket con ospiti del calibro di Federico Buffa, Sky Sport, Bruno Pizzul, Sergio Taucher, Simone Panigiani, commissario tecnico della nazionale, Dino Meneghin, Michele Mian, Tonino Zorzi e tanti altri ancora. Giovanni Grattoni, cestista ieri, oggi dirigente sportivo. Giovanni Grattoni, finalmente ci siamo. La prima edizione di Gol a Grapoli va a canestro, dopo tanto lavorare finalmente si tira sul sipario. La nostra intenzione è un pochino di coinvolgere la pallacanestro a livello zonale, a livello locale, a livello regionale e di ricreare il movimento che ultimamente, come diceva il buon Bruno Pizzul, si è inaridito. Speriamo di dare una ventata di entusiasmo con questa iniziativa e non a caso abbiamo voluto avere, diciamo, i personaggi più importanti adesso che c'è nel mondo della pallacanestro. Cominciamo dall'icona del basket Dino Meneghin, Michele Mian, l'ultimo campione che ha formato la provincia di Gorizia, Padre Magnifico purtroppo non è potuto per problemi di salute, e infine Simone Panigiani della nazionale italiana, quindi meglio di questo non si poteva avere. Senta, non solo calcio, perché la provincia di Gorizia è la culla del basket regionale e possiamo dire anche nazionale. Ma sicuramente sì, ripeto, quello che era la nostra intenzione, diciamo, parlare di passato, presente e futuro a livello zonale, provinciale, e credo che la presenza di tutti questi campioni possa dare, diciamo, già l'idea di una serata di ottimo livello nel fair play, nella sobrietà più totale, magari passando da argomentazioni, magari confrontando generazioni di giocatori diverse. Credo che sia una bella cosa, una bella iniziativa che ha oltretutto dato entusiasmo a tutti gli invitati che vengono con tanto piacere. E allora 31 e 2 maggio. 31 2 maggio tutti a Cormons al Teatro Comunale. Parole confermate da Massimo Falato, la mente della Kermesse. Tutto speciale perché per 4 anni abbiamo dedicato questa manifestazione interamente al mondo del pallone e del calcio. Quest'anno abbiamo deciso di invece invertire la rotta e dedicarci a un altro sport che nell'Isontino è una cosa importantissima, cioè la pallacanestro. Ricordiamo sempre che la regione Friuli Venezia Giulia negli anni 80-90 è riuscita ad avere addirittura 4 squadre in Serie A e nel Triveneto ne abbiamo avute quasi 8-9, e quindi la pallacanestro è nel DNA di noi isontini, di noi friulani. Questa è una manifestazione che lega sempre territorio, vino, buon vivere col mondo dello sport. Grandissimi campioni a Cormons, Dino Meneghin, Panigiani, Michele Mian, giornalisti come Taucher, Buffa, la RAI sarà presente, 1000 persone che si sono date da fare per organizzare questa cosa, quindi 30 di aprile in Sala Civica un bellissimo duello verbale tra Taucher e Buffa, quindi il vecchio testamento dello sport giornalistico e il nuovo credo della pallacanestro messa nero su bianco. Senti, a Gratton ho detto, no? Che la provincia di Gorizia è la culla del basket regionale e forse, senza il forse, nazionale. Questo è vero, diciamo che comunque nei tempi d'oro l'Isontino, ripeto, via delle Grappate, annoverava giocatori di altissimo livello. Alberto Ardessi è il record man delle bombe da 3, ancora non superato, e al palazzetto, ripeto, c'erano 4-5 mila persone ogni domenica a guardare le gesta dei nostri eroi, molti dei quali comunque sono nati in Friuli Venezia Giulia. Ok.